Macchina celibe è la definizione usata da Marcel Duchamp per indicare la parte inferiore del suo grande vetro, eseguito tra il 1915 e il 1923, il cui vero titolo è La sposa messa a nudo dai suoi celibatari anche. L'opera, che si trova al Museo di Filadelfia, consiste in una grande lastra di vetro di centimetri 2,75 x 1,75 che si ruppe durante un trasporto. Duchamp lavorò su questo vetro e sulle sue rotture, che vennero fissate, e ne ricavò un'opera ermetica complessa dai molteplici significati allusivi che sono stati interpretati in chiave ermetico-erotica da Breton, alchemica da Arturo Schwarz e quadridimensionale da Jean Clair. Nella loro ambiguità le macchine celibi assumono una molteplicità di significati, talora opposti, come onnipotenza e negazione dell'erotismo, immortalità e morte, caduta e resurrezione, sofferenza e gioia. Il tutto condito con il rifiuto della donna e della procreazione al fine di raggiungere uno stato di illuminazione, di libertà eppure di stregata immortalità. Attraverso quindi una concezione meccanicistica ed ermetica che finisce a porsi come un'intellettualizzazione dell'allegoria del progresso contenuta nel ballo Excelsior, la macchina viene contrassegnata da questo celibato, inteso come atteggiamento filosofico e come negazione della continuazione della razza per filiazione. L'uomo, attraverso i suoi congegni, può raggiungere una magica immortalità, rinunciando a perpetuarsi nella specie. Chi sia interessato al problema della propria immortalità potrà leggersi La conquista della morte di Alvin Silverstein. Vi si argomenta che ormai siamo alle soglie dell'immortalità. Michel Carouge, che nel 1954 ha scritto un testo essenziale sull'argomento di queste macchine, afferma che quei significati sopra descritti sarebbero rintracciabili, oltre che nel grande vetro, nella macchina della colonia penale di Kafka, nella bicicletta, nella sedia elettrica e nel magnete innamorato del Surmal di Alfred Jarry, nell'impastatrice di cioccolato e nei rotorilievi ottici di Duchamp, nella Madonna di Edvard Munch, raffigurante una donna idealizzata che è circondata da un'aureola di spermatozoi, con un tristissimo fetino giù in basso a sinistra, nel letto parafulmine di Gismet e nella descrizione dei manichini meccanici nelle Impressioni d'Africa di Raymond Russell, nel grande diamante acquario di Faustina in Locus Solus di Russell. E infine, la prima di tutte queste macchine psichiche è quella descritta da Lautréamont e consistente nel fortuito incontro, su un tavolo da anatomia, tra un ombrello, che starebbe per fallo maschile, e una macchina da cucire, metafora del femminile. Come nei casi non infrequenti di stupri di cadaveri, l'incontro avviene su un piano anatomico, che starebbe per obitorio. Confesso che nel mio semplicismo un po' naif manco avevo sospettato che si trattasse di necrofilia. Per me quel parapioggia che si trova avvicinato a una macchina da cucire in un luogo inusitato assumeva solo un significato di spaesamento, cioè di estraneazione da un contesto e di avvicinamento prima impensabile tra oggetti estranei. Per associazione, quegli oggetti ravvicinati possono dar luogo a una sintesi, all'invenzione di un'immagine. Tra le macchine prodotte dalla fantasia, anche se poco hanno a che fare con il celibato, vanno ricordati gli straordinari congegni spaziali e sottomarini descritti dal famosissimo Jules Verne, le cui letture incantarono generazioni di bambini, e la macchina per esplorare il tempo descritta dal romanziere inglese H. G. Wells, per la quale Jarry fornì le istruzioni per l'uso. Enrico Bai, Ecologia dell'arte, abscondita, carte d'artisti.